Un'interessante iniziativa oggi qui al Foderà per discutere e parlare di una forma importante per rilanciare l'occupazione giovanile che è la misura Io resto al Sud, un appassionato dibattito con interventi qualificati non solo dell'Istituto San Paolo ma anche di Invitalia, dell'Ordine dei Commercialisti, insomma un'iniziativa sicuramente a 360 gradi che parla del problema. Sì, assolutamente, noi oggi siamo onorati di aver organizzato in collaborazione con Intesa San Paolo e Invitalia una giornata dedicata tutta ai nostri ragazzi che si preparano ad affrontare anche il mondo del lavoro in funzione delle scelte che opereranno e affrontarle con le informazioni dovute anche su alcune misure che vanno a premiare l'imprenditorialità dei giovani. Credo che sia assolutamente coerente con il progetto educativo dell'Istituto. Oggi ospitiamo Invitalia che promuove Resto al Sud, un programma che incentiva l'imprenditoria giovanile con finanziamenti a fondo perduto, ma sicuramente che va a sottolineare una delle più importanti competenze civiche e sociali raccomandate all'Unione Europea, cioè quella della cultura dell'imprenditorialità. Guarda, se può essere la chiave di svolta non lo so. Di certo la misura governativa Resto al Sud è una misura vera, dove ci sono soldi veri e dove c'è l'opportunità per i nostri giovani di iniziare ad intraprendere. Il compito della banca non è quello nella fattispecie di iniziare un'attività imprenditoriale, ma sicuramente è quella di stimolare, motivare, accompagnare e supportare nei primi passi i giovani che vorranno intraprendere e usufruire di questa opportunità. Dopodiché bisogna tener conto che è proprio un dovere da parte nostra farlo, perché comunque le esperienze al di fuori del proprio territorio sono sicuramente acquisizione di maturità e acquisizione di esperienze, però quando una migrazione diventa strutturale e stabile non è più acquisizione di esperienza, ma è quello che di peggio possa accadere a un'identità di un popolo, di una comunità, ossia depauperamento del capitale umano. Direttore, però bisogna sostenere anche le aziende che da tempo sono nel territorio. Ecco, voi come istituto in questo senso cosa fate? Ma guardi, dal mio osservatorio noi lo facciamo da tempo, poi presumibilmente bisognerà farlo sempre meglio, perché comunque l'ambizione di migliorare non bisogna mai porre un limite. Dopodiché le dico che quest'anno abbiamo lanciato un progetto chiamato Progetto Sicilia, con un claim Sicilia ci siamo, che ha proprio al centro la voglia di supportare le aziende, le eccellenze del territorio in ambito dell'agricoltura, dell'enogastronomia e non solo. Quindi poi ecco, in particolare questo probabilmente può essere sicuramente un maggior supporto. Da gennaio di quest'anno abbiamo creato 80 filiali sul territorio, dei centri specializzati, dei poli specializzati a supporto proprio delle aziende medie e piccole. L'Ordine dei Commercialisti e degli esperti contabili di Agrigento è stato interpellato ed ha accolto questa iniziativa perché l'agevolazione Resto al Sud significa fare lavorare i nostri giovani, far sì che la nostra terra abbia un domani, far sì anche che i commercialisti, grazie alla nascita delle nuove imprese, possano essere sul mercato e quindi trovare anche loro un ottimo lavoro, insomma, una professionalità. Devo ringraziare la preside perché ha dimostrato sensibilità verso la nostra terra, ha voluto sensibilizzare i suoi alunni di scuola, di un istituto tecnico, quindi potenziali imprenditori, e ha fatto sì che assieme a Invitalia, assieme all'Istituto Intesa San Paolo si possa spiegare loro cosa poter fare da grandi, restando al Sud.